Ecco, vicino a me ho l'amico Pedrazzini della Diachem, perché quando è stato fatto il diserbo per così avvantaggiare l'azienda agricola e quindi non fare più passaggi, cosa abbiamo inserito? Abbiamo inserito un nuovo prodotto, un nuovo stimolante che aumenta le radicalità della pianta, lo Stimuter, e in più assieme abbiamo messo un primo fungicida, il Blaze Ultra. Perché questo? Perché in quella fase di accestimento o inizio accestimento, in questo areale avevamo parecchia pioggia, parecchia umidità, e quindi da quest'anno ho spinto, in particolar modo ho convinto le aziende agricole a mettere un fungicida subito, fare un intervento. Infatti è stata una scelta importante. A questo punto io però vorrei capire lo stimolante che abbiamo messo ai prodotti, anche perché dopo in spiga abbiamo messo lo Strave, che è un altro fungicida di Diachem. Prego, Pedrazzini. Grazie Arnaldo e buongiorno a tutti. Sono Andrea Pedrazzini, responsabile tecnico operativo per conto di Diachem e coordinatore della squadra tecnica di field marketing, e ringrazio anche Chiara Dossi e l'azienda appunto che ci ospita qui oggi, dove appunto è stato applicato lo Stimuter insieme poi al Blaze Ultra. Stimuter nasce dall'esperienza di Pireco, ovvero l'azienda olandese che Diachem ormai nel 2017 ha deciso di acquisire. Azienda specializzata nei prodotti a base di estratti vegetali. Questi prodotti sono composti da numerosi estratti vegetali in combinazione con alghe, macro e micro alghe, come appunto lo Stimuter. La componente principale che caratterizza proprio il prodotto, lo Stimuter, che ricordo è stato registrato come biostimolante CE, quindi a livello europeo nel 2025, quindi diciamo una novità in questo senso, anche se è un prodotto ormai consolidato da anni, è a base proprio di Chlorella vulgaris, quindi una microalga. Perché una microalga? Perché parliamo di una alga, di una materia prima che viene a tutti gli effetti coltivata in ambiente controllato, e questo ci garantisce anche a livello di standard di qualità sicuramente un controllo e una qualità più elevata. Accenno anche al fatto che recentemente è stato anche inaugurato un nuovo impianto in Diachem dedicato proprio a queste tipologie di prodotti liquidi della linea Pireco e anche poi biologici. Quindi Stimuter è stato registrato come biostimolante CE proprio per le sue caratteristiche, perché anche applicazioni fogliari del prodotto, in questo caso 6 litri per ettaro in fase di accestimento, permettono di andare a migliorare la crescita dell'apparato radicale, quindi l'assorbimento anche nei momenti cruciali iniziali della stagione da parte della cultura. Questo perché la chlorella è ricca a livello di aminogramma, parliamo di 18 dei 20 aminoacidi essenziali contenuti nella chlorella vulgaris, tra cui cito metionina, arginina, ma anche il triptofano, che sono proprio essenziali per lo sviluppo poi dell'apparato radicale. Quindi se noi applichiamo in fase di accestimento, che sicuramente è un momento anche delicato della cultura, riusciamo a predisporre al meglio poi la cultura successivamente. L'altro aspetto che aggiungo è sicuramente la sua selettività e miscibilità anche con gli altri prodotti che hai citato Arnaldo, Blaze Ultra, quindi strobirulina, azoxistrobin più tebuconazolo per la difesa, quindi possiamo utilizzarlo anche a livello decisamente pratico di impiego poi in campo. E poi in fase successiva è ricordato lo strale, protoconazolo per poi la difesa della spiga. Quindi riteniamo che insomma l'investimento anche nei dossier registrativi con biostimolanti sia utili per garantire una qualità dei formulati. Io penso che in merito agli interventi anche di Pedrazzini e degli altri, guardando la varietà, io penso che qui abbiamo agito in modo perfetto, perché questa è la varietà che abbiamo ottenuto, questo è il prodotto che sicuramente ci darà delle belle soddisfazioni.